Le parole hanno un grande peso, soprattutto in ambito medico. Se stai soffrendo da dolori persistenti, che sia alla cervicalgia o al mal di schiena, magari addirittura a zone del corpo che sono totalmente inusuali, come la bocca. Negli ultimi periodi ho ricevuto pazienti, clienti che mi hanno detto, i miei dottori, decine di dottori, mi hanno detto che non c'è una cura a questa problematica. Oppure i miei dottori non mi hanno dato una causa precisa del mio problema. Tutte queste informazioni o non informazioni possono aver creato ancora più ansia dentro di te. Se il problema è cronico, non vuol dire che non è reversibile. Questa è una parola che viene usata troppo spesso, cronicità, ma che poi non vuol dire che il problema deve rimanere. Infatti, nella maggior parte, nella stragrande maggior parte delle problematiche croniche che non sono dovute a problematiche strutturali o meccaniche, il dolore va a svanire, quindi la cura esiste. È che a chi ti sei rivolto, diciamo a medici convenzionali, non hanno questa, diciamo, cura a disposizione nei loro protocolli e quindi la principale cosa che ti possono dire è vada a sentire un'altra campana, vada dallo psicologo, vada dallo psicoterapeuta. Però tu non sei matto, non ti senti matta, quindi non sai neanche se a questo punto credere a queste parole. Questi sono i dilemmi, i problemi più grandi all'inizio di ogni cliente. Quando arrivano poi a me, mi dicono insomma le loro credenze, mi dicono perché sono diventati così frustrati e così ansiosi. Possono essere diventati ansiosi anche per queste diagnosi che sono, diciamo, inesatte. La prima cosa da fare quindi è escludere problematiche strutturali. Questa la medicina convenzionale lo fa molto bene. Escludiamo problematiche quindi di tumori, ernie, ma le ernie ti ricordo che possono essere presenti e sono totalmente asintomatiche, quindi quello che succede è che non può rimanere nel limbo. All'inizio è importante avere una diagnosi chiara, quindi escludendo quello che ti è stato escluso dai medici convenzionali e includendo quindi una diagnosi o dei fattori psicologici e sociali. Nel link in descrizione, anzi nel link in bio, se stai guardando questo su Instagram, trovi un'autovalutazione che ti può aiutare per fare il primo passo. Quindi ci vediamo dopo la tua autovalutazione.